Chef, i gusti dell'estate, le ricette più originali e i migliori consigli per un'estate appetitosa. Ben ritrovati in diretta, amici di Radio Chef. E sì, un'estate veramente appetitosa e soprattutto gustosa. Oggi andiamo a scoprire appuntamenti ed eventi in Friuli Venezia Giulia veramente da non perdere, in luoghi tutti fatti e creati dal gusto anche del Friuli Venezia Giulia, che così mixa tradizione e innovazione proprio del nostro passato e di quello che potrà essere il nostro futuro. Come sapete, sono i tantissimi luoghi da non perdere in Friuli Venezia Giulia in questa estate 2023, ma partiamo con calma. Iniziamo andando a scoprire anche, a soffiare le candeline insieme al Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, un viaggio in cui ci porta Promoturismo FVG anche attraverso il sito turismofvg.it, dove si possono scoprire i percorsi in Friuli Venezia Giulia. Ma noi abbiamo un ospite speciale a raccontarvelo e quindi andiamo a scoprire subito di più insieme a lui. E come detto è tempo di festeggiare, di festeggiamenti, perché il 18 aprile del 1970 nasceva ufficialmente il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, a tutela proprio della denominazione Friuli Colli Orientali e Ramandolo, questa è un po' preziosa, come una perla preziosa della nostra regione. Dato che nel 2020 non si è potuto festeggiare, è arrivato il tempo dei festeggiamenti in questo mese di luglio, con tantissime attività legate a questo 50° anniversario, e con noi a raccontarci di più, anteprima delle super anteprime, perché la conferenza stampa ufficiale si svolgerà poi domani, c'è il brand ambassador Matteo Bellotto del Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo. Matteo, è un piacere ritrovarti qui a Radio Chef. Ciao, grazie dell'invito e sono felice di essere qui con voi. Allora, iniziamo a parlare un po' di quello che succederà, perché ci saranno degli appuntamenti clou durante queste prime giornate di luglio, per poi arrivare alla giornata, diciamo, ufficiale del 15 di luglio, dove si terranno 2 appuntamenti speciali dedicati al gusto, ovviamente a dei buoni brindisi. Beh, guarda, come già hai anticipato tu, abbiamo dovuto attendere 3 anni per poter festeggiare proprio il 50° anniversario. Siamo molto felici di poterlo fare finalmente con tutto quello che volevamo veramente portare. I festeggiamenti del 50° arrivano al culmine di un progetto ministeriale che stiamo portando avanti in quest'ultimo anno, e che ha previsto tante attività che noi abbiamo fatto qui nella Tasting Academy, dove mi trovo ora, avendo tante persone che sono venute a degustare e a scoprire non soltanto la DOC Friuli Colli Orientali, ma anche le altre denominazioni che sono contenute nella DOC, per cui la DOCG Ramandolo, la DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit, la DOCG Rosazzo e tutte le sottozone, perché questa è terra anche di sottozone, come lo Schiopettino di Prepotto, come Cialla, come il Refosco di Faedis, come assolutamente poi il Pignolo di Rosazzo e la Ribolla Gialla di Rosazzo. Ebbene, poter raccontare tutto ed avere il privilegio di portare avanti anche il racconto preciso della terra è stato anche fatto grazie alla collaborazione con l'AIS, con una 15ina di città italiane toccate nelle nostre degustazioni. Ed il culmine, appunto, come anticipato, avverrà nel prossimo quasi fine settimana. Partiremo il 13 luglio con una cena esclusiva fatta proprio per tanti giornalisti che arriveranno da tutta Italia e per le autorità, che avverrà proprio sul giardino dell'Abbazia di Rosazzo. Insieme cucineranno i 2 bistellati della nostra regione, che sono Emanuele Scarello e Matteo Metullio. Avremo un accompagnamento particolare musicale per ogni portata, faremo delle cose molto spettacolari, l'idea di generare proprio un vero e proprio effetto wow. Il giorno successivo lo dedicheremo appunto ai giornalisti, dove andremo a fare delle degustazioni, partendo qui dall'Academy e poi andando nelle diverse zone dei Colli Orientali, agglomerando le aziende in un'unica azienda per poter raccontare le zone. Ecco, questo concetto di mettere assieme le aziende per noi è molto importante ed è sempre bello. Avremo con noi anche la possibilità di visitare la Balsameria Midolini, per esempio, nel pomeriggio del 14, il giorno successivo andremo anche nella distilleria Domenis. Un grande progetto che sto portando avanti poi per i giornalisti sarà quello che faremo proprio all'interno dell'azienda che ci ospita, Conte d'Atmis Maniago, per i giornalisti, con un vero e proprio spettacolo, con un caschetto neuronale che andrà a misurare l'attività elettrica del cervello durante la degustazione e che alla fine regalerà a chi degusterà davanti a uno schermo l'etichetta che il vino si è disegnato da solo, in base agli stati d'animo, in base all'olfatto, in base al gusto. Alla fine poi ceneremo in uno dei ristoranti del luogo. Il giorno successivo, ovviamente, che è il sabato, dopo la visita alla distilleria Domenis e un'altra visita nella zona di Torreano, avremo il momento culmine. Il momento culmine sarà sul Ponte del Diavolo, Cividale del Friuli, patrimonio UNESCO, vera e propria capitale dei Colli Orientali,
dove siamo riusciti a coinvolgere 12 ristoranti del centro di Cividale e 36 aziende dei Colli Orientali che saranno presenti divise nei 12 ristoranti e poter fare quindi questa cena con il vignaiolo che permetterà a chi si prenoterà di aver offerto proprio il brindisi da noi sul Ponte del Diavolo prima di andare a cena. Un evento spettacolare, un evento molto sentito e che vuole anche da un certo punto di vista dare un'immagine smart, giovane, bella, fresca e con tante di quelle che sono le possibilità da poter fare in questo territorio unico nel suo genere. Devo dire che con me l'effetto wow sicuramente ha funzionato, anche perché ci hai portato attraverso le tue parole in location meravigliose. Sto immaginando il Ponte del Diavolo di Cividale, ma anche sicuramente l'aceto balsamico di Midolinio, le distillazioni vissute proprio dal vivo e le tante presentazioni che si potranno vivere veramente in questi giorni insieme a voi. Poi sono progetti importanti come la Tasting Academy, che tu hai voluto proprio in prima persona per raccontare il nostro territorio. Vediamo alle tue spalle qualche immagine, ma proprio serve a raccontare tutto quello che c'è dietro un grande percorso che è stato fatto, e quindi è bello che si continua anche a vivere il territorio attraverso di te, attraverso i tuoi racconti e attraverso anche il nostro bel Friuli Venezia Giulia, che è sicuramente tutto da vivere. Nuovo logo anche ispirato proprio alle bellezze e ai simboli di Cividale per questo 50° anniversario. Poi Matteo, abbiamo dato una nuova veste grafica a quello che è la nostra immagine, cercando di renderla più accattivante e portando a termine quelli che sono anche i nostri simboli. C'è questa spada che entra nel bicchiere per dare un po' intanto riferimento storico, chiaramente riferito a Cividale, la messa dello spadone, la spada di Marquardo, ma anche al fatto di avere questo carattere che è tagliente ma fine, e che permette proprio di dimostrare visivamente le caratteristiche dei nostri vini, in particolare i vini bianchi, ma non soltanto, che sono capaci di essere sì taglienti, ma di lasciare un segno in questo senso, un segno che non è una ferita, ma che è un nuovo inizio che dimostra come nei nostri prossimi 50 anni saremo capaci ancora di crescere, perché si dice, c'era un filosofo famoso che diceva che si invecchia soltanto quando si smette di crescere. Ebbene, non diventeremo mai vecchi, ma cresceremo sempre. Bellissimo, e direi che è perfetto anche per chiudere questa nostra immagine di questo viaggio insieme a te, Matteo Bellotto. Grazie anche al Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo e tantissimi auguri anche ai quasi 200 viticoltori che riunisce anche questo consorzio. Li salutiamo tutti e aspettando anche questo brindisi sul Ponte del Diavolo, noi brindiamo anche a questo 50° anniversario. Grazie Matteo Bellotto per essere stato con noi. Vi ricordo che vi aspetta anche alla Tasting Academy. Trovate tutte le informazioni sul sito colliorientali.com per scoprire di più anche su questo appuntamento. Grazie Matteo e buon proseguimento e buoni festeggiamenti. Grazie a voi, vi aspetto a Cividale. E allora, dopo questo bel viaggio anche nelle location migliori del Friuli Venezia Giulia, io lo aspetto veramente questo brindisi sul Ponte del Diavolo, facciamo un salto in un'altra bellissima location. Questa volta saliamo un po' più in alto, andiamo in montagna, a Sappada, anche perché la ricetta del giorno dei nostri ascoltatori arriva proprio da lì. Sto parlando di un plum cake classico, ma con qualche pizzico di innovazione, quella che ci ha dato Franco del Hotel Cristina proprio a Sappada. Lui che sta dietro i fornelli e sempre mette tutto il suo cuore nel preparare anche i piatti che porta in tavola ai suoi ospiti, agli ospiti dell'hotel. Andiamo a preparare insieme a lui quindi questo plum cake. Vi serviranno 350 grammi di burro morbido, 350 grammi di zucchero. Lavorate fino ad ottenere una crema soffice, poi aggiungete uno alla volta 3 tuorli d'uovo e 4 uova intere. Amalgamate bene, aggiungete 450 grammi di farina 00, un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci. Abbondante scorza grattugiata di limone oppure di arancia, aroma al rum o liquore a piacere, e poi aggiungete della frutta tagliata a cubetti. Mi raccomando, frutta non troppo acquosa per poi non andare ad appesantire il composto, oppure potete aggiungere delle gocce di cioccolato a piacere. Dividete a questo punto l'impasto in 3 forme per plum cake da 28 cm, antiaderenti o rivestite con carta da forno, e cuocete in forno preriscaldato a 180-200 gradi per circa un'oretta, comunque a seconda del vostro forno. Controllate soprattutto dopo 50 minuti e proseguite in caso con la cottura. Ricordiamolo, non tutti i forni sono uguali, ognuno conosce o dovrebbe conoscere il suo, comunque la prova a stecchino secondo me
prova stuzzicadente, va sempre bene per provare la morbidezza anche dei nostri dolci. E poi a Sappada, intanto ringraziando Franco, andiamo a scoprire anche di più su questa nuova edizione di Gustosa Sappada, che è partita lo scorso fine settimana, continua anche per questo bel lungo fine settimana, un appuntamento veramente da non perdere dedicato ai prodotti del Friuli Venezia Giulia, come vi dicevo, tra tradizione e innovazione. Quest'anno si rende omaggio proprio alla Saurnschotte, che è un formaggio tipico della bellissima Sappada. Lo andremo a scoprire insieme anche attraverso proprio le ricette. Vi dicevo, il formaggio, questo è un formaggio fresco al dragoncello che lo scorso anno ha ottenuto il primo presidio Slow Food di Sappada. L'8 e il 9 luglio lungo il sentiero silvopastorale numero 5, che si sviluppa sopra le borgate vecchie di Sappada, da Ecche a Mulbach, si svolgerà la mostra mercato di prodotti agroalimentari di Sappada e di altre località di montagna per il Friuli Venezia Giulia coinvolte nell'iniziativa. Per quanto riguarda gli incontri con il pubblico, il calendario nelle 2 giornate conclusive di questo evento, questo weekend, si parlerà di cucina del territorio con l'autrice Barbara Pascoli e di produzione casearia in compagnia di esperti del settore, in particolare con il gastronauta di Sappada Massimo Casciaro e il giornalista Giuseppe Cordioli. Veramente un appuntamento da non perdere per scoprire Sappada a 360 gradi. E noi vogliamo portarvi ovviamente anche nel menù, nei bellissimi piatti che si possono intravedere già in questa brochure, che vi invito a seguire anche sulle nostre pagine social. In particolare andiamo a scoprire 2 ricette che a me hanno colpito veramente tantissimo. Sto parlando della ricetta di baita pista nera, che potete trovare davanti alle piste da sci, ovviamente davanti a delle belle passeggiate, una lunga tradizione di cucina e di famiglia con un amore infinito per la propria terra. La ricetta è intitolata I sapori di una volta e sono Gepichta Kropfen, spero di averlo detto giusto. Sono dei ravioli pizzicati, ho scoperto, che vengono abbinati a un calice di vino, ovviamente del luogo. Potete andarli a scoprire a Baita Pista Nera a Sappada. Ovviamente c'è un vasto menù anche tra cui scegliere direttamente. Questo è il piatto che viene proposto anche per questo appuntamento. Andateli a trovare e godetevi anche la cordialità e gentilezza di una famiglia che saprà accogliervi al meglio. E poi chiudiamo ancora questo nostro viaggio a Sappada direttamente presso l'alimentari gastronomia Cardis con Bontà Pret-à-Porter, con le specialità gastronomiche preparate proprio dalla cucina che vi faranno assaporare la tradizione sappadina. Si andrà a preparare un cannolo di crespella gratinato con Saurnschotte e guanciale, anche questo veramente da non perdere. Poi ci sono sempre piatti freschi da utilizzare per le vostre passeggiate in montagna, e quindi veramente non perdetevi anche dalla gastronomia alimentari Cardis un buon spuntino a base di tradizione proprio di Sappada. E quindi il nostro viaggio a Sappada si conclude qui, potete andarlo a vivere direttamente nella bellissima località, e noi chiudiamo invece nella magica cornice della Carinzia. Lo sapevate che ha una rete di piste ciclabili per un totale di 1300 km? Lo andiamo a scoprire di più insieme agli amici di Mein Sonntag e insieme alla nostra ospite speciale. E quindi, amici di Radio Chef, è tempo di partire per il nostro viaggio insieme a Mein Sonntag, insieme a Nicole Lazzari, che vedete già in diretta video insieme a noi, direttamente dalla Carinzia, consulente pubblicitaria, ve lo ricordo, presso Regional Medienkern, che si occupa del mercato lei si occupa del mercato italiano, del mercato sloveno, del mercato croato, insomma ci porta in giro per queste bellissime località. E Regional Medienkern è l'agenzia editoriale della bellissima Carinzia, che pubblica anche tra le tante riviste la nostra Mein Sonntag, che abbiamo oggi qui con noi, il magazine di viaggi e di enogastronomia, e oggi Nicole ci hai portato alcuni consigli entusiasmanti per i nostri ascoltatori. Sono pronta per partire in viaggio insieme a te, quindi ti do il buongiorno e benvenuta, Nicole. Buongiorno dalla Carinzia a te, a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere, Maria. Come dici giustamente, Mein Sonntag non è solo una rivista che parla di enogastronomia, ma soprattutto una rivista di viaggi. Siamo sempre alla ricerca di entusiasmanti escursioni e mete meravigliose per le vacanze nella regione Alpe Adria, da poter presentare poi anche ai nostri lettori. Oggi ho alcuni consigli sportivi, invece, per voi, cari ascoltatori, su come esplorare la bella Carinzia mentre siete in vacanza. Non solo potete rilassarvi nei numerosi e bellissimi laghi balneabili, ma potete rendere la vostra vacanza anche molto attiva esplorando in bicicletta, ad esempio, l'anello dei laghi della Carinzia. Circa il 50% dei 400 km di percorso si snoda direttamente sulle rive. Pensate che possono essere visitati un totale di 20 laghi suddivisi in 8 tappe in questo tour in bici. A tal proposito, sapevate che la Carinzia dispone di una rete di piste ciclabili segnate per un totale di 1300 km che comprendono punti panoramici mozzafiato, aree picnic, balneazione e un paesaggio idilliaco?
Wow, mi hai veramente convinto, non vedo l'ora di partire. Io sono una grandissima amante della bicicletta, ma se magari decidessimo di non andare in bicicletta, ci sono anche altre attività per esplorare, insomma, questo paesaggio idilliaco? Chi non è appassionato di bicicletta può sicuramente anche esplorare i lati più belli della Carinzia attraverso gli slow trails, che sono circa in totale 20. Ogni percorso non è più lungo di 3 ore, a meno che ovviamente non vi fermiate un po' di più per fare il bagno. È un'esperienza indimenticabile, è proprio in mezzo alla natura, ma la natura domina anche su tutti gli altri percorsi escursionistici, come ad esempio l'Alpe Adria Trail, che si snoda su 43 tappe e 750 chilometri. Quale modo migliore, dici, per staccare la spina dalla quotidianità e ricaricare le batterie? Ricordiamo sempre che abbiamo molti interessanti suggerimenti per escursioni in Carinzia e nella regione dell'Alpe Adria sul nostro sito web www.main-zontag.at. E mi raccomando, Zontag è sempre con 2 N. Grazie a tutti ancora e buona giornata. Non vediamo l'ora di partire allora per questo viaggio verso la Carinzia, verso queste mete veramente favolose, e sempre con Mein Sonntag naturalmente in valigia con noi per i consigli giusti. Poi c'è il sito dove potete esplorare un po' anche tutto quello che accade, con notizie e aggiornamenti sempre sul pezzo. Io quindi ringrazio Nicole Lazzari di Regional Media Kärnten per essere stata con noi anche oggi e per questi super consigli che non perderemo anche di utilizzare in questa estate 2023. Quindi Nicole, ci riaggiorniamo la prossima settimana, perché non vedo l'ora di partire insieme a te per nuove avventure. A presto, grazie. E quindi con i nostri ospiti è sempre un piacere viaggiare. Poi vi ricordo che con Mein Sonntag è ancora attivo il concorso, che è il concorso a premi che hanno lanciato proprio per i nostri ascoltatori, affinché si possa conoscere appieno la bellissima Carinzia. Per tutti gli ascoltatori di Radio Chef, Mein Sonntag infatti si può partecipare fino all'11 luglio, ha messo in palio 2 buoni dal valore di 200 euro ciascuno per il See Hotel Das Jo a Portschach am Wörthersee, soli 15 km da Klagenfurt. In questo hotel potrete godervi proprio la posizione idilliaca, la spiaggia privata dell'hotel, camere accoglienti anche con il giardino, una fantastica area benessere con una vista panoramica mozzafiato. Mi sto emozionando e mettendomi anche in prima persona sul posto già solo leggendolo. Lunghe escursioni in bicicletta in zona e veramente tanto altro. Vi basterà rispondere a una domanda, trovate tutte le informazioni anche sul sito main-zontag.at. E mi raccomando, come dice Nicole, Zontag con 2 N. E per questo nostro viaggio con Radio Chef nel gusto, amici, è tutto. Noi ci ritroviamo domani perché vi porteremo a scoprire altre avventure speciali insieme a noi. Continuate a seguirci anche sul nostro sito radio.0.it con tutte le ricette e anche sulle pagine social per godere naturalmente anche dei bei video che vi condividiamo. Quelli di oggi erano in collaborazione anche con turismofvg.it. Grazie per essere stati con noi e buon gusto e buon pranzo a tutti, amici. A domani.